Pronti? 1, 2, 3. Velocissimo, Vamos OP cerca di convergere verso la corda e vi riesce, superando in breve Today Winner Font, mentre al largo è già Quincy Frontline, che però rimane all'esterno senza andare ovviamente a chiedere strada a Vamos OP, che una volta al comando in poche battute corre sicuramente davanti, e quindi Quincy Frontline si deve adeguarsi all'esterno e si trascina Zio Robbie Spritz, che a sua volta è in schiena Beatles Boy Treb. Intanto Vamos OP completa i primi 400 metri in un tranquillissimo 32,3 e dopo 500 metri di gara ha sempre in schiena Today Winner Font, Quincy Frontline, che si è adeguata, mentre c'è la terza ruota da parte di Eclair Magic, che aveva avuto qualche difficoltà in giravolte. Eclair Magic che torna sui primi, supera Quincy Frontline e si porta al sediolo di Vamos OP dopo 800 metri di gara completati nell'ordine del 1.3.9. Ancora molto blanda l'andatura imposta da Vamos OP, che non ha alcun interesse ad accelerare quando all'esterno nessuno agisce con determinazione, quindi completa un chilometro iniziale addirittura in 1.19,5 e siamo ora al secondo passaggio davanti alle tribune con Vamos OP che ora comincia gradualmente ad accelerare. In seconda pariglia è sempre Quincy Frontline, mentre Zio Robbie Spritz precede Beatles Boy Treb, che tenta addirittura in terza ruota quando siamo a 700 dalla conclusione. Allunga ora decisamente Vamos OP, che ha cambiato registro, 32 il penultimo quarto. In schiena c'è sempre Today Winner Font, all'esterno Eclair Magic. Today Winner Font perde battute a 400 dalla conclusione e così Eclair Magic si accoda in seconda posizione. Siamo ora a metà della curva conclusiva. Sbagliato anche Zurro ZL. Prova a spostare nuovamente Eclair Magic quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo. In vantaggio si presenta Vamos OP. Eclair Magic va al suo esterno, lo attacca, ma c'è il tentativo all'interno anche di Quincy Frontline, ma sul palo è ancora il numero 5 Vamos OP che vince su Quincy Frontline ed Eclair Magic. I 10 punti dunque della vittoria Vamos OP a Tommaso Di Lorenzo, che riesce a rintuzzare l'attacco in open stretch di Quincy Frontline e Francesco Tufano, che devono adeguarsi al secondo posto. 5 buoni punti però per Tufano per staccarsi al comando. Prima era in coppia con Carmine Piscuoglio, ora però con i 5 punti vola a quota 20 e quindi nuovamente leader solitario. La vittoria invece per Vamos OP, che ripete l'ultima bella prova, allievo di Andrea Vitaliano, del signor Marino Stradaioli.